Guardate bene questi oggetti, perché stanno aspettando il legittimo proprietario in commissariato a Conegliano. Sono parte della refurtiva che i poliziotti ieri sera hanno recuperato dopo aver finalmente individuato e arrestato quelli che sono a tutti gli effetti dei turisti del furto. Rileviamo come queste bande di ladri effettivamente colpiscano più abitazioni nell'ambito di poche ore, cercando poi di rendersi reperibili immediatamente cambiando il territorio della loro azione. Nel senso che il trio di albanesi, a tutti gli effetti turisti del crimine, da qualche tempo giravano con una monovolume in lungo e in largo per la Marca e che martedì era passata davanti a diverse telecamere nella zona di Pieve di Soligo, dove era stato messo a segno un furto. In questa circostanza l'attento occhio degli investigatori della Polizia di Stato, che hanno analizzato ore e ore di filmati delle telecamere di sorveglianza cittadine per riuscire poi a riscontrare l'attività di questo sodalizio criminoso. Ed è stata proprio l'auto segnalata ieri sera, che girava lungo la sinistra a Piave, prima a Oderzo, poi a Colfrancuia e infine a Tezze, a far scattare le manette al trio di trentenni albanesi, una volta tornati alla base fissata a Conegliano, non senza il brivido. Si tratta di pericolosi criminali che hanno anche cercato di sfuggire alla cattura tentando di investire con la vettura che avevano utilizzato per i furti uno dei nostri colleghi. Processo per direttissima per la banda e immediata espulsione verso il paese d'origine.